La stagione della Fortitudo Agrigento è stata più che soddisfacente, fatta di grandi vittorie contro i big del campionato, contro il Treviglio e il Cantù, e qualche scivolone contro squadre di oggi in posizione inferiore in classifica. Proprio per questo motivo non si può sottovalutare il match di domenica alle 20:30 contro la Stella Azzurra a Roma, una squadra reduce da 3 vittorie casalinghe e decisamente migliorata sotto tutti i punti di vista rispetto al girone di andata. Per la squadra del coach Cagnardi, dopo la storica vittoria contro la capolista Cantù domenica scorsa, questa partita assume un ruolo importante in vista della seconda parte del campionato che decreterà le griglie per i play-off e i play-out. Alla Fortitudo una vittoria a Roma darebbe una spinta importante verso la matematica salvezza, ed altrettanto importante è ritrovare una vittoria esterna che manca dallo scorso 23 ottobre 2022 contro la Juve Cremona. Attualmente la Stella Azzurra occupa l'ultima posizione insieme a Rieti e la Juve e Monferrato, mentre Agrigento si trova quinta a pari merito con Milano. Per il coach Cagnardi, Roma è una squadra in ascesa sia come risultati che come qualità di gioco. Hanno inserito un giocatore che li ha aiutati ad avere più equilibrio e continuità, e il lavoro di Becchi alla lunga si è fatto sentire. Il loro cammino casalingo recita 3 vittorie in fila, mentre il nostro ruolino, continua il coach Cagnardi, ci dice che non siamo da oggi maturi e pronti, anche nei giocatori più rappresentativi, per strappare una vittoria lontano da Agrigento che manca da tempo. La nostra settimana è stata allenata da buoni momenti, la nostra settimana è stata alternata da buoni momenti e da fasi in cui la vittoria con Cantù si è fatta sentire in termini di appagamento. Sta a noi ora, conclude Cagnardi, fare un passo in avanti e rimanere affamati e concentrati per ambire a una prestazione che per una squadra come la nostra deve necessariamente nascere dal desiderio. Quindi l'appuntamento sarà domenica in trasferta alle 20:30 al Palasport di Guidonia.